il Terraglio come la strada più mortalmente pericolosa d'Italia. E negli ultimi anni, da quando almeno io sono venuto ad abitare qui in via Corridoni, sono morte più di una dozzina di persone. Ed è con questa premessa che Maurizio Di Tommaso, residente a Mogliano Veneto, pone l'urgenza di una pista ciclabile lungo la strada del Terraglio, nello specifico nel tratto tra via Ronzinella e il ponte sul Dese a Marocco. Sono tantissime infatti le biciclette che ogni giorno viaggiano rifugiandosi lungo le corsie d'emergenza per sfuggire alla velocità delle auto. L'unica maniera per farli correre in sicurezza è fare le piste ciclabili, perché se no i ciclisti è logico che in mezzo a un traffico così intenso e così pieno sono sempre a rischio. Anziani in sella verso il mercato cittadino, ragazzi che pedalano all'aria aperta, ma anche famiglie con bambini, un traffico ciclistico che fatica a trovare il suo spazio, ma soprattutto sicurezza. Io non so la competenza di chi sia, o non voglio dirlo, questo molto probabilmente sarà dell'ANAS, sarà della provincia, sarà dello Stato, sarà di chi è, ma una competenza il Comune di Mogliano Veneto ce l'ha. Ed è quella di provvedere all'integrità fisica dei suoi cittadini e alla loro sicurezza quando corrono per le strade. Ed è proprio il Comune di Mogliano, nello specifico il sindaco Davide Bortolato, a rispondere con un progetto alla mano. Siamo stati assegnatari di un finanziamento grazie al bando rigenerazione all'interno del PNRR che ci permetterà di andare a realizzare la pista ciclabile sul Terraglio dal confine con il Comune di Venezia fino al centro storico di Mogliano e quindi riusciremo ad andare a mettere in sicurezza per i ciclisti e per i pedoni la Napoleonica, la strada statale Pontebana, che oggi per ciclisti e pedoni non è proprio il massimo.